Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo, Buongiorno, sprizzetto numero 4, come stai? Con lo sprizzetto, Perché beviamo un po'. Ci avviciniamo all'autunno, professor Maggi. Però vedo che tu sei ancora sbracciato, quindi hai fiducia che la stagione perlomeno oggi resista. Cerco di convincermi. Allora, Tutte le cose uno si convince e trova energie in sé per poter andiamo andare nell'attualità? Andiamo dove vuole, maestro. Allora, domenica si vota. Anzi, professore. Grazie, thank you very much. Allora, domenica si vota tra l'altro in Polesine, in particolare a Rosolina, Ceregnano, in Basso Polesine, poi dopo anche nell'alto, non mi ricordo più dove, Si vota in alto, si a vota Fiesso a Tucarolo, Umbertiano. a Fiesso e a Stietta. E quindi, vabbè, potrà essere un test interessante, però naturalmente parliamo in generale, non vogliamo fare propaganda o altro, non è nel nostro facciamo stile. campagna elettorale, non Esatto. è il nostro... Valutazioni oggettive. Allora, valutazioni oggettive, io per lavoro mi sono beccato tutte le presentazioni di lista di Chioggia, Cavazzere e Rosolina, tutte. Complimenti. E ti dirò che le dura. Le dura perché proprio non è che proprio sia la massima aspirazione di qualcuno seguirle tutte. Allora, ma ha avuto spunti interessanti. Sì, comune denominatore, prima di tutti saremo il sindaco di tutti, il comune è aperto per tutti, quando avrete bisogno troverete il vostro sindaco sempre a disposizione. Per esperienza non è vero. E poi quando hai bisogno non è che proprio il sindaco sia lì che ti aspetta, no, assolutamente no. Ma questa è un'altra storia. Però volevo partire da un presupposto. Quando parli di un sindaco che ha passato, che ha appena fatto, la prima cosa che si dice è stato bravo, ha fatto i lavori e è riuscito ad ottenere contributi. Cioè, penso che la bravura di un sindaco sia più che altro questa, cioè riuscire attraverso bandi, attraverso la regione, attraverso le conoscenze, attraverso l'Europa, attraverso Roma, portare soldini nel suo comune per fare lavori, e questo qua è giusto. E la domanda è questa: è più utile, sarebbe più utile un bravo sindaco a fare questo o un buon ufficio all'interno dei comuni che seguono tutti i bandi? Perché poi i bandi, è vero che se c'è una certa predisposizione politica rispetto a un bando o un altro, qualcuno può ottenere di più, però fondamentalmente i bandi devono essere aperti a tutti. Ritorniamo al discorso che il sindaco è... Certo. La preparazione politica con l'abilità nel rispondere ai bandi è tutta un'altra cosa. Esatto, quindi... Come dicono nella fascia ferrarese, per esempio a Stienta o a Occhiobello, le tutte un'anterquella. È vero. Anche ad Ariano quasi lo dicono. Anche ad Ariano. È un problema di Po, è l'influenza sì, del fiume Po. Guarda, per fare le promesse elettorali sono promesse elettorali e purtroppo la promessa elettorale si è andata affievolendo la sua forza, perché in realtà, professor Maggi, la promessa elettorale dovrebbe essere la cosa più importante del mondo, perché io prometto elettoralmente che faccio questo, se sono coerente poi lo faccio, mentre purtroppo è svilito il ruolo della promessa elettorale, perché dico tutti promettono tutto e in realtà bisogna discernere. Per fare un buon sindaco, un sindaco per fare bene, al di là dei fondi che può portare, sai, lì dipende molto dalla struttura amministrativa che ha. Era questo che dicevo, appunto, vale di più un buon sindaco o una buona struttura? Vale, diciamo che una buona struttura valorizza un buon sindaco. Il buon sindaco non è bravo solo perché porta soldi, perché può essere un incapace, ma per il rapporto che instaura con i propri cittadini. Devo dirti che il bravo sindaco è quello che interpreta la città in una missione, cioè fa coincidere gran parte di quello che i cittadini vorrebbero con il suo agire, incarnare la città. Penso anche comunque che sia difficile per un sindaco incarnare la città quando la richiesta più importante che ti fanno i cittadini mediamente sono sistemami la buca davanti alla porta, e perché c'è il vicino che fa baccano, Ovviamente qua. questo non può, no, mi riferisco
a non solo ai particolari guicciardiniani. Che purtroppo Risolto il sono... problema che in parte sono, Che in parte, sì. sai, sono la quintessenza, sono il denominatore comune. Ma certo che per conoscere bene, per fare bene un sindaco per fare bene deve conoscere bene la propria città e deve incarnare lo spirito. Per esempio una città che ha voglia di crescere e che non vuole perdere il passo, avrà un sindaco, il sindaco la valorizzerà nella misura in cui nuove imprese, una città, ce ne sono tante, sai, che vuole stare tranquilla, che non vuole investimenti, che non vuole casino in piazza, interpreterà un sindaco che conserva le buone abitudini, che però non fa voli pindarici. Le città non sono tutte uguali, come ben sai, e quindi il sindaco che le interpreta sarà rieletto. Allora, io sono ancora convinto che un buon ufficio potrebbe aiutare moltissimo. Ma scherzo, però ritengo indispensabile, sai. E allora potrebbe essere un paragone con un buon reparto medico dove c'è un primario bravissimo che di solito ha dei collaboratori bravissimi. Di solito va a sceglierseli lui. Esatto. Il problema è che però il sindaco non dura. Nella pubblica amministrazione esatto. Non si può. Perché ricordiamo sempre quello che dicono tutti gli impiegati nei comuni, dicono la cosa è un paradosso che in questa azienda cambiano i titolari e non cambiano i dipendenti. I sindaci passano ma i dirigenti quindi vabbè, e con questo auspichiamo che nelle future generazioni bravi a smanettare con computer eccetera riescano ad avere dei bravi funzionari che riescano a ottenere questo. Secondo me il buon sindaco, scusami, chiudiamo qui, deve essere anche bravo a motivare i propri dipendenti. Sì, allora tu hai fatto l'amministratore certo. E io seguo molto certo. All'interno dei comuni, per molti anni. Non è così facile. Posso dirti, se fosse facile avremmo schiere grandissime di buoni amministratori, in realtà mancano. E con questa botta anche di pessimismo realismo pessimismo realistico alla sua super salute. Alla vostra. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.